fratelli e care sorelle, buongiorno. Mi spiace innanzitutto la televisione che avete chiamato Francesco sulla Gabriele. Io porto il saluto del funzionario e tutto il Pontificio Consiglio per i laici. E così tanti, così colorati, radunati intorno a Paolo Francesco. Questa è una bella immagine di comunione che narra fissa nei cuori di tutti coloro che hanno qui le parole di Papa Francesco, che nella Evangelii Gaudium ha scritto: Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri. Quando lo facciamo, la vita ci si complica sempre meravigliosamente. Viviamo l'esperienza di essere popolo, l'esperienza di appartenere al popolo. Fa qualcosa di più grande della guarigione del corpo, ti offre il perdono dei peccati. Allora, cari confratelli e care consorelle, non abbiate paura di portare i poveri, non abbiate paura. Francesco, Francesco, Francesco. E ora insieme ancora cantiamo l'Emanuele, l'inno che più di tutti ci ricorda la forza, la grandezza del ritorno che ha fatto la gente. Una carità umile e silenziosa, nascosta dalla buffa, il cappuccio nero della nostra veste storica, quella che da 770 anni i confratelli indossano, dapprima anche concretamente e in seguito simbolicamente, per garantire l'anonimato della propria opera svolta nel nome di Gesù. L'incontro di oggi dunque si veste per noi più che mai un significato del tutto straordinario, riportandoci a rileggere i valori fondanti che hanno dato origine al movimento stesso, facendoci riscoprire la nostra storia e la nostra identità e offrendoci un'ulteriore motivazione dell'Aula Paolo VI. L'oggi San Giovanni Paolo II tracciò una svolta nella vita del movimento, indicando con chiarezza la via della carità che le misericordie dovevano far proprio. Ecco la consegna che vi affido. Siate promotori e fattori, siate testimoni della partecipazione. E oggi, il 14 giugno 2014, le misericordie tornano di fronte al Santo Padre per ricevere l'occasione per confermare la nostra piena disponibilità ad essere braccio operativo della Chiesa al servizio della Chiesa. Ed è proprio nel solco di questo singolare sentimento che si inserisce anche la nostra nuova attività a Betlemme, dove la Confederazione delle Misericordie ha fatto nascere la prima misericordia della Chiesa Santa, per dare aiuto morale e materiale alla popolazione palestinese, per confermare la misericordia nei cuori della Palestina. Santo Padre, lei una volta ha detto che la Chiesa è un ospedale da tanto, che c'è tanto bisogno di curare le ferite, di portare la carezza di Dio sulle piaghe dei nostri peccati. Questo è quello che cerchiamo di fare e che il movimento delle misericordia fa da 770 anni, avvicinarsi a chi ha bisogno e curare le sue ferite, corporali e spirituali, testimoniando l'amore di Dio attraverso le opere di misericordia. Ed è proprio questo che continueremo a fare anche nei prossimi 770 anni. Permetto a Santo Padre di salutarla con la salute delle misericordia.
uscite direttamente. Male nella grande comunità cattolica. Grazie ancora a Santo Padre e a nome delle centinaia di migliaia di donatori di sangue fratres per la sua benevola e beneficente accoglienza. Non ci vuole l'avanza, non ci vuole niente, siamo in posto di Cari fratelli e sorelle, rivolgo il mio saluto a tutti voi che fate parte delle Misericordie d'Italia e dei gruppi Fratres e anche ai vostri familiari che hanno potuto unirsi al vostro pellegrinaggio. Saluto Monsignor Franco Agostinelli, vescovo di Prato, il vostro correttore generale e il Presidente. A tutti va il mio apprezzamento per le importanti opere che l'Associazione del Carto Cattolico e ben radicate nel territorio italiano sono impegnati a testimoniare il Vangelo della carità tra i malati, gli anziani, i disabili, i minori, gli immigrati e i poveri. Tutto il vostro servizio prende senso e forma da questa parola, misericordia, parola latina il cui significato etimologico è miseris cordare, dare quello che costa. È quello che ha fatto Gesù, ha spalancato il suo cuore alla miseria dell'uomo. Il Vangelo è ricco di episodi che presentano la misericordia di Gesù, la gratuità del suo amore per i sofferenti e i deboli. Dai racconti evangelici possiamo cogliere la vicinanza, la bontà, la tenerezza con cui Gesù accostava le persone sofferenti e le consolava, dava loro sollievo e spesso li guariva. Le sue parole, i nostri gesti, i nostri atteggiamenti esprimono la solidarietà, la volontà di non rimanere estranei al dolore degli altri, e questo con calore fraterno e senza cadere in alcuna forma di paternalismo. Abbiamo a disposizione tante informazioni e statistiche sulle povertà e sulle tribolazioni umane. C'è il rischio di essere spettatori informatissimi e disincarnati di questa povertà, oppure di fare dei begli sforzi che si concludono con soluzioni verbali e un disimpegno rispetto ai problemi reali. Troppe parole, ma non si fa niente. Questo è un ritmo, non è vostro lavorate bene, bene. Io sento alcune conversazioni da persone che conoscono le statistiche, che barbarità, che barbarità. Ma cosa fai tu per questa barbarità? Niente, parlo. E questo non remette a niente. Le parole ti hanno sentito tanto. Quello che serve è l'operato vostro, la testimonianza quotidiana, andare dai sofferenti, avvicinarsi come Gesù lo ha fatto. Imitiamo Gesù. Egli va per le strade e non ha pianificato né i poveri, né i malati, né gli invalidi che incrocia lungo il cammino, ma con il primo che incontra si ferma, diventando presenza che soccorre, segno della vicinanza di Dio, che è bontà, provvidenza e amore.
L'attività delle vostre associazioni si ispira alle 7 opere di misericordia corporale che vi piace richiamare attraverso dare di mangiare agli affamati, dare da bere agli accettati, vestiti di minuti, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti. Vi incoraggio a portare avanti con gioia la vostra azione e a modellarla su quella di Cristo, lasciando che tutti i sofferenti possano incontrare e portare nel momento decisivo. Cari fratelli e sorelle, grazie di nuovo a tutti voi. Che le misericordi e i gruppi continuino di accoglienza e di gratità nel segno dell'autentico amore misericordioso che noi imploriamo. Signore vi benedica, la Madonna vi protegga. Grazie. In nome Domini benedicti, aiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Spiritus, Spiritus. E per favore non dimenticatevi di pregare per me, io ho bisogno di Dove? Facciamo la fotografia qua. Poi farà una fila lunghissima da uscire. Via su lì, aspettiamo. Aspettiamo un attimo, sì. Ma tu vai al bagno lì? È urgente, urgente. Quando riparte?